Teoricamente, in realtà se voi parlate con i turisti e con quelli che ci lavorano dentro, lo yacht che sta attualmente davanti alla stazione non lo vede nessuno. È assolutamente, come dire, ignorato e bisogna portare il turista a manina perché lo veda. In Piazza Borsa sarà segnalato, sarà centrale, sarà vicino a negozi, vicino a bar, vicino a tante altre attività, per cui diventerà certamente più visibile e più, come dire, amico del turista. Ecco, e anche quasi a costo zero per il comune. Pressoché a costo zero, nel senso che con un rapporto di comodato con la Camera di Commercio, che anzi ringrazio per la sensibilità che ha avuto, noi avremo questo edificio pagando semplicemente le spese delle utenze, luce, acqua e gas, insomma, ecco. Quindi si riparte col turismo, si riparte... È una bella sfida, è una bella sfida, ripartire col turismo è una grande sfida. Il Comune di Treviso si è trovato caricato dei temi del turismo dopo la legge regionale del 2013, non aveva competenze, non aveva personale, continua a non avere personale, ma ha comunque tante competenze. È uno sforzo veramente notevole, sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista economico. Però devo dire che la cosa più interessante è che su questo tema del turismo non si è mosso solamente Treviso, ma anche tutti i comuni che fanno parte dell'area vicina, 15 comuni, non solo quelli dell'Oasi, del progetto Oasi d'Acque e di Sapori, ma molti altri. Siamo protagonisti nella costituzione della futura OGD, cioè di quella organizzazione della gestione della destinazione, nome impossibile, che però dice che il nuovo turismo sarà gestito dai comuni, sarà gestito da un'organizzazione intercomunale, e questa è cosa molto interessante. Ecco, per quanto riguarda invece gli spettacoli, voi avete fatto partire il bando per quanto riguarda l'estate trevigiana. Lei dice che la cosa difficile in questo momento è quella di far dialogare le varie compagnie teatrali, cioè c'è poca volontà di stare insieme. No, non è solamente questione di compagnie teatrali, è che spesso le associazioni, poche per la verità, per il momento, perché in questo anno e mezzo abbiamo lavorato proprio per dissodare questo terreno, ma le associazioni tendono un pochettino a far da sole, non quelle di teatro solamente, anche tutte le altre. Lo sforzo nostro è quello di farle lavorare insieme, farle concorrere al bene comune della città. Credo che ce la faremo. Insomma, ammalate